Il mondo della ristorazione e dell'ospitalità chiede aiuto per poter lavorare, svolgere il proprio mestiere. Da 2 mesi le nostre aziende, che sono per la maggior parte a conduzione familiare, sono chiuse. I nostri collaboratori sono a casa, ma le spese di gestione continuano ad esserci. Non discutiamo il provvedimento di chiusura. Abbiamo affrontato un'emergenza sanitaria che non ha mai avuto eguali. Ma ora, fortunatamente, i dati che ogni giorno ci arrivano confermano una situazione in costante e progressivo miglioramento. Senza abbassare la guardia, è giunto il momento di riaprire le nostre attività al pubblico. Le regole ci sono, le prescrizioni sanitarie ci sono e noi sappiamo quali sono. Siamo noi i primi interessati a volerle applicare, per la sicurezza dei nostri ospiti, dei nostri collaboratori e di noi stessi. Vogliamo lavorare in sicurezza, ma devono consentirci di farlo. Dobbiamo tenere acceso il motore della nostra economia, in attesa di poter premere sull'acceleratore quando sarà il momento. Riaprire ristoranti, bar, trattorie e tutti i pubblici esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande è innanzitutto un servizio essenziale per il pubblico. Inoltre è recuperare la nostra cultura dell'ospitalità, ma soprattutto è ritornare alla nostra vita.